un'altra volta, ma chi è? Apri. A me piace la pizza, la pizza, la pizza. Benvenuta Angela Seppe, la canta chef. Ma che ci hai portato? Un sacco di cose, avevo il frigo strapieno di cose buone. Che Ho bello. detto vado a trovare Gli Paola avanzi, e diciamolo, Simona. gli avanzi. Ma non si dice avanzi, da voi non gli potevo avanzi. dire avanzi. Dai. Vieni con noi, andiamo, Vengo. ascoltateci qua. Angelica, ma è vero che sei la regina del riciclo, prego? Ma certo, vieni. certo. Vai, ecco. Quindi chissà quante cose, signore, vi sono rimaste nel frigorifero di tutte queste feste, no? Sì, che poi si sicuramente. cucina sempre per più persone, poi abbiamo il frigorifero pieno e non sappiamo cosa fare. Cosa ci prepari oggi? Allora, io vi sto preparando la minestra maritata. Che Cos'è? si fa? È un matrimonio, pensate, tra la carne e le verdure che dura da 300 anni. Quindi pensate che cosa meravigliosa, non si sono mai litigati la carne con le verdure. Ecco, come i maritati, quelli sì. che vanno d'accordo. E poi proprio, pensa, la Direi dolcezza... la dieta dissociata da sempre, Sì, no? Carne e brava, verdure. da brava milanese, lei giustamente. E allora, vi stavo dicendo, la dolcezza della scarolina, della bieta, va a incontrarsi con l'amaro del broccoletto. Una particolare verdura è utursillo napoletano. Utursillo cos'è? Utursillo. Cos'è utursillo? È il cavolo greco. Quindi Aspetta, facciamolo vedere bene, Facciamolo così vedere, a casa lo sì. riconoscono. Eccolo qui. E anche questa è una storia, perché poi scherziamo, ma io sono una vera appassionata. Il cavolo ha greco. quasi 3 secoli. Accidenti. Sì, pensa un po', che è una verdura particolare che messa in questa minestra dà una particolare Ecco, però ti voglio sapore. chiedere una cosa, Dimmi. Angelica. Cioè, se a casa abbiamo delle verdure avanzate, magari non abbiamo il broccoletto, Sì. abbiamo lo spinacio, abbiamo altri tipi di carne, Guarda. va bene uguale? Per la minestra maritata purtroppo bisogna essere scientifici, perché appunto c'è questa fusione tra la carne e le verdure amare e dolci. Dolce e Quindi amaro. non potremmo pazziare. La Non minestra potremmo pazziare. maritata è una cosa seria. Perfetto, quindi zanzara direi. vari tipi di carne, quelle Vari carne tipi di metti. carne, Tanto noi stiamo vedendo gli ingredienti Sì, in grafica certo. per le amiche a allora casa. c'è un bel pollo o la gallina, vi raccomando la Ok. gallina. Simona, prendi la gallina e falla vedere per bene. Quella è la gallina? Bene, questa è la gallina, è un poco pecerella, però va bene. Ok, è una quindi bella metti gallina. pollo e o la gallina? possiamo anche mettere nell'acqua bollente. Ok. Poi c'è un bel pezzo di manzo. Ok. E lo mettiamo sempre dentro. Importante è questo, signori, ci arrivo? No, non ci Cos'è? arrivo. Te lo prendo io? Ah. Ecco qua. Questa è la pezzentella napoletana. pezzentella? Pezzentella, perché è una salsiccia povera, fatta solo con il grasso e insomma è del maiale particolare che viene aromatizzato. Ok. E anche questo lo andiamo Quindi a mettere. pollo, lo metto lì, manzo e lo metti qui. Scusa, ma se a Milano non hanno quel salame lì, quale ci possono mettere? Mettono un salame napoletano, mettono il salame Ok, napoletano. va Allora bene. io dico sempre, io do le ricette scientifiche per farle venire bene, ma è normale che in ogni regione ognuno mette quello che certo, vuole. certo. Tu che ci vuoi mettere, dai? Il salame felino. Però abbiamo delle alternative. Sì, ci Questo sono. è? Questo è il gambuccio di maiale, perché come si fa a minestra maritata senza mettere il gambuccio di maiale? Gambuccio? Ma ha a che fare col prosciutto crudo? Col prosciutto crudo. Cioè, è quindi prosciutto prendete- crudo il gambuccio? Sì, guarda. Ah, ok. Il prosciutto crudo. Un'altra cosa importante, le scorzette di parmigiano. Perfetto. Però io ho da fare tante cose, ragazze. tutto perché insieme già... tu metti? Allora, vi spiego. Io già mi sono lessata un po' di verdura. Il broccolo nero, Ok. la cicoria, la scarola, la bieta, Prendete la appunti a verza. casa? Ci sono tutte le verdure un po' prelessate. Ok. Adesso mi sono preparata questo stupendo brodo di pollo. Sentite che profumo. C'è un profumo Metti incredibile per tutto dentro. lo studio. C'è un profumo incredibile. Fatto il brodo, Che buono questo a parte, brodo. mi lesso velocemente, rilesso un attimino le verdure che ho messo già qui, guardate. Ok. E poi dopo vi farò vedere il matrimonio, come avviene il matrimonio Però aspetta, tra la spieghiamo- carne ecco, però e la scusami, verdura. Per me che non so cucinare, anche per le Sì, amiche a casa che dimmi, magari non dimmi sono tu. tanto pratiche. Tu hai fatto il brodo di pollo, il Sì, manzo, come lo fidatevi, cucini? Il salame? sempre qui, è sempre tutto qui. Ah, quindi in una pentola Guarda. con l'acqua si fa il pollo, il manzo, Sì. il salame Il salame, e
anche quel prosciutto crudo che hai preso tutto, prima. si fa Tutta la un'acqua- carne insieme. Benissimo. Ok. Tutta Come la carne questo. insieme, benissimo, come abbiamo messo qui, naturalmente con della cipolla, del sedano. Un'altra cosa meravigliosa che non dovete mai dimenticare è la noce moscata. Ah. Perché la noce moscata, sente che profumo, Simo? Senti, no, non fate così. Buono. Perché la noce moscata vi dà Sì, un'energia. è pazzesco. Allora È un Simona non gliela profumo- dare. No. Mettila qua che è meglio. Ma Simone è un ariete come me, ma che anche tu sei ariete. 3 arieti, ragazzi, siamo Tu la rovinati. noce moscata la metti nel brodo? Certo, mettine un pochino. Mettilo. Metti. Così? Sì, profuma la casa, dà Brava. energia. Basta? Così. Io non so cucinare, non mi prendere in giro. Così, come fa quella... No, imparo io. Così, vero? Fare si fa? quella sabelo todo. Io non so cucinare, ma imparo. impara. Allora, lei resterà qui tutta la puntata. Più tardi, adesso poi ci farà vedere bene la ricetta di questo piatto e poi Sì. ci farà anche un altro piatto proprio di riciclo per usare tutto quello che vi è rimasto Io nel intanto mi frigorifero. faccio le polpettine. Ecco, ma tu che sei una canta chef, su questo piatto cosa canteresti? Vai. Te ne capille ricci, l'occhio è brigando solo in faccia, ogni figliola s'appiccia, si overe passa il pollo naturalmente. Ah, ecco, lo devo capire. Grazie alla nostra canta chef.